Oggi ennesimo appuntamento del Festival della Filosofia qui al Liceo Leonardo. Sì, oggi ci ritroviamo al Liceo Leonardo per concludere un ciclo assolutamente interessante ed impegnativo per i nostri studenti, che hanno visto il Liceo Leonardo protagonista nell'ambito di un prestigioso festival dedicato alla filosofia, disciplina portante di un percorso liceale che indubbiamente diventa un vero e proprio laboratorio del pensiero critico, e per i ragazzi è molto importante il coinvolgimento in iniziative di questo tipo, perché l'obiettivo della scuola è proprio quello di abituarli a ragionare criticamente, abituarli a prendere posizioni, abituarli ad assumere delle scelte partecipate e consapevoli. Oggi, dopo aver parlato di Empedocle, filosofo e medico, e di modelli di polis e di città, quindi di rapporto tra le radici della filosofia e le istituzioni, il buon governo e la giustizia, oggi chiudiamo con l'intervista impossibile ad Empedocle ai tempi dell'intelligenza artificiale. Non potevamo farci sfuggire un'occasione così importante per un liceo tecnologico e innovativo come il nostro, che dell'intelligenza artificiale ha fatto un filo conduttore del suo curricolo, e quindi vedremo come Empedocle, intervistato con l'intelligenza artificiale, riuscirà a dirci delle cose molto interessanti. Dottore Pareto, lei partecipa qui come direttore della Fondazione Agrigento 2025. La Fondazione ha sposato questo progetto che fa tappa oggi qui al Liceo Leonardo. Sì, è una iniziativa finanziata dalla Regione Siciliana nell'ambito delle attività collegate ad Agrigento Capitale della Cultura e gestita dal Parco della Valle dei Templi. Naturalmente voglio ringraziare la preside Patrizia Pilato, che ha partecipato complessivamente, diciamo, alle iniziative che quest'anno per la prima volta si sono svolte ad Agrigento da parte di Festival delle Filosofie, che normalmente, storicamente, si svolge a Palermo. Un ciclo molto articolato, molto intenso, che è durato un mese, e oggi è l'ultima settimana, diciamo, di attività, e impreziosito da questa nuova modalità di fruizione della cultura, rivolta naturalmente ai giovani. Per questo l'abbiamo voluta fare al liceo, che attraverso l'intelligenza artificiale consente anche ai ragazzi, con i loro strumenti più utilizzati, di accedere al pensiero di Empedocle. È una iniziativa che ha un carattere scientifico molto alto, sia da un punto di vista storico, filosofico, ma anche tecnologico. Noi abbiamo riportato Empedocle in vita con un esperimento di intelligenza artificiale, unendo 5 modelli di intelligenza artificiale, quindi superando anche quello che in gergo si dice 100.000 token. Abbiamo utilizzato prima un chat GPT per istruire a parlare come Empedocle, poi Cloud per la sintassi, e poi altri programmi per creare il video come Google Gemini o il Synchro. Noi abbiamo riportato Empedocle e naturalmente risponde in base ai frammenti ricevuti. Possiamo fargli però anche domande di attualità, e il lato umano è che l'intervistatrice invece è in carne e ossa e intervista un avatar. Il suo contributo all'iniziativa qual è stato? Allora, il contributo è chiaramente un contributo squisitamente filosofico, quindi cercare attraverso i prompt che abbiamo elaborato di attivare un Empedocle ovviamente capace di restituire il contesto nel quale chiaramente agiva, nel quale viveva da filosofo, con una militanza, diciamo, attiva. Ovviamente, quindi, nel rispetto pieno del contesto, abbiamo cercato di attualizzare alcune tematiche che Empedocle, da quella dell'armonia, quindi amore, contesa, conflitto, che è un tema chiaramente che interessa molto la contemporaneità, e l'altra tematica dell'interconnessione, cioè il fatto che
comunque nella relazione con una natura che abbiamo nel tempo massacrato, stiamo cercando oggi con l'antropocene di recuperare un equilibrio, un'armonia. È un Empedocle che può sicuramente dialogare con il contemporaneo, questo è un po' il senso del festival, è quello di uscire un po' dai confini della filosofia accademica e cercare di portarla a un pubblico più vasto, dialogando, mettendo in dialogo, quindi gettando un ponte tra passato e presente. Questo è il senso stesso della filosofia e del pensiero.